Buonasera amici sportivi e soprattutto amanti del pallavolo, ritorna la grande pallavolo qui a Vicenza, a Palarevat. Ancora un ben trovato da Gianfranco Galanti, qui con me in cabina di commento Paolo Mutterle. Buonasera. E allora Paolo, il ritorno della grande pallavolo qui a Vicenza, una buona, bella, colorata cornice di pubblico. Un subito grande pubblico, buono risultato della campagna abbonamenti con già più di 600 abbonati. E prima partita subito ostica per la Minetti Vicenza che affronta la Monteschiavo Banca Marche-Iesi, una delle squadre pretendenti al titolo. E allora andiamo a scorrere velocemente le distinte i roster delle squadre di Vicenza e di Iesi, agli ordini degli arbitri Ravallese e Piersanti. Per la Minetti con la numero 1 Kurcic, con il numero 3 Devetag, con il numero 6 Ensabella, con il numero 7 Dalligna, l'8 vestita da Strobbe, 9 Santini, 11 Kucerova, col numero 12 Mattiolo, col 13 Ikic, col numero 14 Sissiro, col numero 15 Pacagnella, col 16 Tirozzi e col 17 Monica De Gennaro. Il Monteschiavo Banca Marche-Iesi ospite oggi qui a Vicenza con il numero 1 Ognjenovic, con il numero 3 Travaglini, con il numero 5 Cerioni, con il numero 7 Negrini, con l'8 Rinieri, con il numero 9 Eder Bone, con il numero 10 Zilio, con il numero 12 Flyer, con il numero 13 Calloni e con il numero 14 Kamengerin. E allora tutto pronto per il primo pallone di questo nuovo campionato 2008-2009 in battuta. Monteschiavo Banca Marche-Iesi con Ognjenovic, la ricezione di Tirozzi, il palleggio e poi la giocata spinta di Devetag, il contrattacco di Iesi, ancora il palleggio per la schiacciata di Vicenza e ancora la schiacciata, il muro bucato di Iesi e poi ancora la squadra ospite in attacco e il punto segnato da Rinieri. Primo punto a favore delle ospiti con questa schiacciata di Rinieri, la difesa di Iesi e poi il pallone alzato da Ognjenovic per Rinieri, il muro questa volta non efficace di Vicenza. Ancora la battuta di Ognjenovic, batte 1, Iesi riceve 0, Vicenza. Vediamo la battuta in jump, la ricezione ancora di Tirozzi, il gioco per Kurcic, il punto, il pareggio di Ivana Kurcic su invito di Dalligna. La battuta di Vicenza, la ricezione con Zilio per Iesi, la giocata in veloce, il muro ottimo di Vicenza, subito il primo break di Vicenza, il 2-1 firmato a muro. Ottima la giocata difensiva di Vicenza e ancora Devetag alla battuta. Vicenza 2, Iesi 1. Devetag in battuta, riceve Iesi, l'alzata in bagger e poi l'olandese Bone è stata schiacciata, è stata Flyer, scusate, l'opposta, è andata a schiacciare, è andata a mettere il pallone a terra per il punto del pareggio. Il muro di Vicenza non è riuscita a bloccare l'Ace. Adesso non c'è intesa tra Tirozzi e Ciurcic e quindi era Kucerova, scusate, non c'è intesa. Ancora la battuta di Iesi, riceve bene, no, non riceve bene invece Tirozzi, la giocata però è fallosa da parte di Flier e quindi ancora il 3 pari, sembra esserci qualcosa da registrare in ricezione per Vicenza. Adesso in battuta, Vicenza 3, Iesi 3, il gioco di Iesi per Flier e poi il muro fuori, il Magni fuori, cercato e trovato da Flier e quindi il vantaggio di Iesi che va in battuta adesso con Calloni.
la battuta in jump, la palla che va direttamente fuori, palla abbondantemente fuori, e quindi ancora 4 pari per questo primo inizio, per questo primo scorcio di match tra Vicenza e Iesi. La battuta di Valentina Tirozzi, il suo tiro mancino, la ricezione in difficoltà di Iesi, poi l'attacco dalla seconda linea. Vediamo il contrattacco di Vicenza, però è un po' forzato, c'è un fallo fischiato sull'attacco di Kucherova, e quindi il punto numero 5 per Iesi, che adesso va in battuta con Flier. Battuta a salto forzata, il nastro che aiuta la traiettoria, e poi l'attacco di Vicenza dalla seconda con Ciurcic, il fallo a rete e ancora il punto, il +1 siglato da Vicenza. Batte 6, scusate 5 il punteggio, 5 pari. La battuta, la ricezione di Zilio, la giocata in fast di Iesi, palla fuori, e questa volta sì il vantaggio di Vicenza, che si ripresenta ancora in battuta con una delle sue giocatrici simbolo, Pacagnella, ancora in battuta. La ricezione di Iesi, ancora il gioco in fast, e poi il pallone che non viene controllato da Pacagnella, e la palla che va oltre la linea di fondo. Aveva provato la difesa Stefania Pacagnella, non è riuscita. Adesso la battuta di Iesi con Negrini, la ricezione di Vicenza, la giocata veloce per Vicenza, la difesa di Iesi, poi il contrasto a muro, ancora Ogninovic, l'alzata, la difesa di Tirozzi sulla schiacciata di Rinieri, ancora il contrattacco di Vicenza, la palleggio provato appunto da parte di Iesi, non c'è intesa, era anche scivolata Flier, e quindi zona scoperta. Il punto numero 7 per Vicenza. Questo inizio di partita molto combattuto, si sta giocando su ogni pallone, e quindi ci si aspetta veramente tanto spettacolo. La battuta adesso di Dalligna. Aspettiamo il via libera da parte dell'arbitro, arriva in questo momento la battuta di Dalligna, la ricezione in palleggio, l'alzato di Ogninovic, la schiacciata e poi la difesa tentata da Tirozzi. Aveva provato in spaccata a difendere il pallone, non c'è riuscita a controllare il pallone. Il punto di Rinieri, che è il numero 7 per Iesi, che arriva così al pareggio. Ancora la battuta di Iesi va direttamente in rete, è stata l'olandese Bone a mettere la palla direttamente in rete. Primo time out. Si ritorna a giocare, Vicenza in battuta, il nastro che aiuta la traiettoria, pallone che sembrava per un attimo per terra, non è così, la difesa di Iesi, ancora il contrattacco per Tirozzi, il diagonale ottimo di Tirozzi che va a bucare la difesa di Iesi, e quindi il primo mini break per Vicenza, che adesso sta conducendo 9-7. Sì, efficace la battuta di Kucherova, che con l'aiuto del nastro ha messo in difficoltà Iesi, ne ha approfittato Vicenza per trovare il primo doppio vantaggio della partita. E allora adesso Iesi con Ogninovic, la schiacciata, il muro di Vicenza con Ciurcic finisce però fuori, e quindi il 9-8 adesso di Iesi con il magna fuori di Rinieri. La battuta di Ogninovic, jump teso, la ricezione di Tirozzi, la giocata di Dalligna per Pacagnella, la giocata per Devetag. Allora scusate, la giocata per Devetag, ancora 10-8 per Vicenza, che sta tenendo i 2 punti di vantaggio. La battuta di Vicenza, la ricezione di Zilio, Ogninovic, la schiacciata di Flier, il muro, la palla che si impenna e finisce direttamente fuori, e quindi ancora il -1 di Iesi, adesso in battuta con Rinieri. Rinieri, la battuta a piede a terra, l'alzata per Ciurcic, il muro questa volta efficace di Calloni.
il muro efficace questa volta di Iesi e il punto del pareggio, 10 pari, 10 in battuta per Iesi, 10 riceve Vicenza. Ancora la battuta tesa, non c'è intesa in ricezione tra Tirozzi e Kucherova, qualcosa da registrare in fase di ricezione. Sì, molto bravo anche Iesi a cercare le zone di conflitto, in particolare tra posto 5 e posto 6, dove più volte si sono guardate l'un l'altra, Tirozzi e Kucherova, e nessuna è intervenuta. E allora adesso il muro di Vicenza, ancora la palla buona però per Iesi, palla altissima, va a staccare molto alta Negrini, il fallo però fischiato a rete proprio a Negrini, e quindi il pareggio per Vicenza 11, Vicenza 11 Iesi. Vicenza in battuta adesso con Ciurcic. Battuta in jump morbida, la ricezione di Iesi, Ognjenovic in difficoltà sul palleggio, ancora la giocata di Negrini, alza il pallone, la traiettoria del pallone, palla che finisce direttamente in out, e quindi Vicenza ancora a condurre, 12 in battuta con Ciurcic, 11 la squadra ospite Iesi. Ancora chiamata in causa Negrini, il diagonale ben tenuto da Mocchi De Gennaro. Adesso il pallone di Tirozzi, il salvataggio miracoloso di Pacagnella, il palleggio intelligentissimo, di Dalligna, che trova una zona completamente vuota. È molto raro vedere dei punti in palleggio in Serie 1 e infatti coach Dragan Nježić non ha gradito e ha subito fermato il gioco anche per dare una strigliata alle sue. Allora l'applauso del Pallarevat di Vicenza accoglie ancora la Minetti in battuta con Ciurcic, la ricezione di Iesi, l'attacco ben bloccato, attenzione il palleggio, il bugger spinto di Vicenza, ancora l'attacco di Iesi con Flier, la giocatrice olandese che buca il muro di Vicenza, non riesce però la difesa estrema, generosa peraltro di De Gennaro, e quindi il punto numero 12 per Iesi, 13 i palloni a terra di Vicenza. Sarà Calloni adesso in battuta, la sua battuta in jump morbida, la ricezione buona di Tirozzi, l'alzata dalla seconda linea, Ciurcic su invito di Dalligna, molto buono che sta giocata, il muro di Iesi è andato fuori tempo e Ciurcic ha avuto tutto il tempo di piazzare il pallone per il punto numero 14 di Vicenza. Adesso la battuta di Tirozzi, la sua traiettoria con il suo sinistro, palla che si ferma in rete, quindi il -1 di Iesi, 13 in battuta, 14 per chi riceve della squadra di casa, la Minetti Vicenza. Ancora Flier in battuta, palla altissima, forza la battuta, ottima la difesa di De Gennaro, l'alzata per Kucherova, però il muro di Iesi con Eder Baun va a mettere il pallone a terra. Sì, è stata anche sfortunata Kucherova in questa occasione, dato che il muro di Baun ha toccato la spalla e probabilmente sarebbe finito fuori, ma ecco la battuta proprio Iesi con Flier. Palla lunghissima di Flier, e quindi il punto numero 15 di Vicenza, 14 Iesi che segue con il fiato sul collo Vicenza. Vediamo adesso la battuta di Pacagnella, palla lunga, la ricezione di Iesi, l'alzata di Ognjenovic per Negrini, ottima la difesa, e ancora Vicenza, buonissima questa giocata, attenzione il tocco sotto rete, poteva per un attimo dare l'impressione di un fallo, non ravvisano infrazioni Ravallese e Piersanti, due arbitri di oggi, e quindi il pareggio di Iesi. Sì, applausi comunque dal pubblico per questa bellissima azione difensiva di Vicenza. La ricezione di Tirozzi, l'alzata ancora per Kucherova e la difesa di Devetag sul muro di Iesi. Ci aveva provato sul muro di Iesi e non è riuscito, e quindi il time out. Simona Rinieri in battuta per Iesi che conduce 21-18, Vicenza che riceve con Tirozzi, l'alzata proprio per Tirozzi, buca il muro di Manon Flier, e quindi il -2 adesso di Vicenza che
deve dare qualcosina di più per riagguantare la squadra ospite. E adesso in battuta Ivana Čučić, battuta lunga, la ricezione di Jesi Ognjinović per numero 7 Negrini, l'attacco di Vicenza con Tirozzi, il muro, ottima la difesa di Kucherova, ancora Tirozzi, il suo tocco e il tocco susseguente a muro, quindi Vicenza adesso a -1. Mini break di Vicenza che sta tentando di riagguantare Jesi, che a sua volta aveva provato la fuga, il timeout di Fangareggi. Le disposizioni dello stesso alle proprie ragazze sono state evidentemente efficaci. Ancora la battuta di Čučić, morbida ma lunga, la ricezione di Zilio, la alzata per Manon Flier, scusate, c'è un scontro a rete, speriamo nulla di grave per Manon Flier, la giocatrice olandese. Adesso un timeout chiamato da Draganesic. C'era un cambio per la Minetti Vicenza che evidentemente con intenzione di alzare il muro, entra Mattiolo opposta e al posto di Stefania Dalligna. Vicenza quindi in campo senza palleggiatrice, cerca il muro Mario Fangareggi. La battuta di Čučić tesa, la ricezione di Zilio Ognjinović ancora per Manon Flier, ottimo il muro, altrettanto la risposta di Jesi, ancora il muro 1 di Tirozzi, eccezionale il muro in solitario di Valentina Tirozzi che va a dire la propria al bomber di Jesi Manon Flier. Sì, un muro veramente monumentale, è il primo dell'incontro per Valentina Tirozzi, ma arriva in una fase delicatissima di questo primo set. E quindi il +1 adesso di Vicenza. Čučić ancora in battuta, Vicenza 22, Jesi 21, riceve Jesi Ognjinović, la giocata un po' forzata, ancora Jesi in palleggio rovesciato e ancora l'attacco di Jesi, ma ottimo il muro, ancora un pallone conteso a rete, ottimo l'ingresso di Mattiolo che sta dicendo la sua, come ottimo l'intervento adesso di De Gennaro, la schiacciata morbida però di Tirozzi. Attenzione all'attacco dalla seconda linea, ancora generosissima De Gennaro, l'attacco di Kucherova dalla seconda linea, ancora una difesa di Jesi Negrini dalla banda, la difesa ancora una volta di Vicenza, la giocata di Tirozzi. Adesso vediamo ancora Zilio, e questo è il quarto o quinto attacco consecutivo. Vediamo Jesi, pallone lungo, Kucherova la difesa, De Gennaro sul tocco a rete, il muro di Stefania Pacagnella che chiude così la questione, una questione che si era fatta particolarmente annosa, risolta così da Stefania Pacagnella. Lasciami dire Gianfranco, uno dei più belli scambi che abbia mai visto qui al Palarevat, ma in generale nella pallavolo, e questo è lo spettacolo del grande volley rosa. Il grande volley ancora qui a Vicenza, ed è proprio Vicenza a condurre 23-21 Jesi, la battuta di Čučić, la ricezione ancora di Jesi Negrini dalla banda, la difesa incredibile di De Gennaro, pallone ancora buono e ancora De Gennaro che alza il pallone. Zilio, vediamo che gioco sceglierà Ognjinović per Flier, questa volta mette palla a terra. Si riesce Jesi a sbloccare questa situazione che si era cominciava a farsi intricata, ma veramente complimenti alla Vicenza e soprattutto alla sua organizzazione difensiva, hanno raccolto dei palloni impensabili. E ritorna in campo la regista del gioco d'attacco per Vicenza, Dalligna, invece il cambio per Jesi. Entra Kamenjarin per... Si tratta di Cerioni. La battuta della stessa, la ricezione di Vicenza, l'alzata ancora per il colpo mancino di Tirozzi, il contrattacco di Flier, questa volta non riesce, ancora il mani è fuori trovato da Negrini. Sull'attacco in banda e ancora il pareggio e la non entrata Moira Cerioni. La battuta della stessa tesa Kucherova, la ricezione, il gioco per Tirozzi, il tocco di Tirozzi per il 24esimo punto
il tocco a muro di Jesi e adesso vediamo quest'ultimo punto, speriamo. Primo set point per le biancorosse. Il gioco di Jesi ancora con Negrini, il muro di contenimento, attenzione, Mocchi De Gennaro, l'alzata per Ivana Ćurčić, il pallone è buono, pallone buono, è il primo set di Vicenza su questo attacco di precisione chirurgica, palla che tocca proprio sulla linea. Lo rivediamo adesso, forse c'era un tocco del muro, la palla difficile, molto difficile da giudicare, ovviamente buona secondo Vicenza, fuori secondo Jesi, sarebbe da dire materiale per la Moviola se fossimo nel calcio, gli arbitri hanno giudicato così e il primo set va a Vicenza. Vicenza Più, il settimanale che aiuta il quotidiano. Ogni sabato Vicenza Più, ti aiuta ad approfondire il quotidiano. Vicenza Più Donna, Vicenza Più Aziende, Vicenza Più Sport, Vicenza Più Cultura, Vicenza Più Giovani, Vicenza Più Mode. Vicenza Più, tua ogni sabato in edicola o compresa nel prezzo di eventi cittadini. Vicenza Più approfondisce l'informazione e proietta Vicenza più avanti. Tutti i sabati in edicola e in città. Vicenza Più, più liberi di sapere. I rivestimenti di facciata eleganti e luminosi sono il nuovo volto del XXI secolo. Novello Stampaggi rinnova edifici industriali, civili e commerciali con materiali all'avanguardia resistenti nel tempo. Novello Stampaggi, esperienza e professionalità per garantire al cliente alta qualità, dalla scelta del materiale alla progettazione e lo sviluppo, fino alla messa in opera. Novello Stampaggi, il nostro successo è la vostra soddisfazione. E ancora lo spettacolo di questa Findomestic Volley Cup qui a Vicenza, dove la Minetti sta ospitando Monteschiavo Banca Marche Jesi, la battuta di Jesi, la ricezione di Vicenza che poi attacca con Ikic, il lungolinea potente e preciso, va a trovare il corridoio libero, nulla da fare per la difesa di Jesi e quindi il 16° punto. Ancora un set combattuto, anzi combattutissimo tra le due formazioni. Adesso è Vicenza ancora con Matea Ikic in battuta. Il via degli arbitri, la schiacciatrice croata va a tentare la battuta tattica, la ricezione di Negrini, il tocco, il secondo tocco di Ognjenović e poi Ćurčić va a piazzare un pallone a terra, va a trovare un pertugio dove mettere il pallone, palla a terra per il 17° punto di Vicenza, 16 ne ha Jesi. Ancora Ikic in salto, Ognjenović, il gioco per Baun, la difesa però di Dalligna generosa ma fuori e quindi il 17 pari per Jesi, ancora un set combattutissimo. Sì, un terzo set veramente combattuto da ambo le parti e vedremo come andrà a finire in queste fasi calde e salienti che saranno secondo me importanti nel computo del match. E adesso la difesa di Tirozzi sul diagonale di Rinieri, ci aveva provato a difendersi Tirozzi, non è riuscito. Adesso ancora un cambio tra le file di Vicenza, entra Marilyn Strobbe ed esce Francesca Devetag. Sì, una delle tante ragazze vicentine di questa Minetti, non è il suo debutto in A1 dato che aveva già giocato la sua prima gara proprio contro Jesi nel 2006. Allora attenzione, il muro di Jesi mette in difficoltà Vicenza, vediamo il contrattacco, l'alzata di Baun per Rinieri, pallone out, la schiacciata di Rinieri, aveva provato il cross ad incrociare la palla che è uscita e quindi la battuta adesso di Marilyn Strobbe. Palla tesa alla ricezione di Zilio Ognjenović, il gioco in fast per Baun, questa volta è efficace, quindi ancora il +1 di Jesi su questo invito di Ognjenović ad incrociare per
la schiacciata, il punto numero 19 di Jesi, adesso in battuta con Ederbaum, la ricezione di Tirozzi, il tocco morbido, non è preciso che stavolta Pacagnella, la palla morbida a sua volta di Flier, Tirozzi tenta la giocata di forza, non riesce, e il muro, e poi l'attacco e il pallone vellutato, la carezza di Pacagnella, e trova un punto veramente molto bello. Strepitosa però da linea e regia, a quel punto nessuno si aspettava il primo tempo e infatti Pacagnella ha potuto attaccare praticamente indisturbata. Il punto di Pacagnella non dà seguito però per la battuta sbagliata di Ćurčić, quindi il 20-19 adesso per Jesi in battuta con Ognjenović. Riceve Vicenza con Tirozzi, la giocata in fast per Pacagnella e ancora funziona l'asse da linea Pacagnella, il pallone a terra, il 20 pari in questo terzo set. La battuta adesso di Tirozzi, la mancina partenopea, vedremo cosa inventerà. L'ace sulla diagonale corto in battuta di Tirozzi, il +1. Il +1, bisogna stare concentrati adesso, piazzare un break per poi tentare la chiusura del set. Tirozzi ancora, la battuta, Zilio, la ricezione in tuffo, Flier, la diagonale, che difesa di De Gennaro. Da linea per Matea Ikic e il 22-20, il boato del Palarevat. E a questo punto ci sarà, penso, un time out per Jesi. È proprio così, Paolo, anticipi le intenzioni di Dragan Nešić, che chiama un minuto per dire qualcosa alle sue giocatrici. E allora 22 Vicenza, 20 Jesi, ancora Valentina Tirozzi, la sua battuta di sinistro, poi l'attacco di Flier, la difesa a due mani tentata da Valentina Tirozzi, e quindi il punto numero 21 per Jesi. 22 Vicenza, adesso ha la possibilità di piazzare un break. Rinieri, sua battuta, riceve Ikic, sbagliata però la ricezione di Matea Ikic, la giocatrice croata, forse è andata un po' troppo morbida su questo pallone, fatto sta che Jesi adesso piazza il pareggio. Ancora Ikic, buona questa volta la sua ricezione, l'alzata per Ćurčić da dietro, il lob, la difesa di Zilio e poi l'attacco piede a terra di Jesi. Ancora Pacagnella e funziona benissimo la giocata in tandem, il ticket da Pacagnella da linea funziona ottimamente. Vanno a timbrare ancora il cartellino per il 23esimo punto, 22 Jesi. Adesso Stefania Pacagnella in battuta. Il cambio adesso per Vicenza, entra ancora Mattiolo ed esce la regista degli attacchi di Vicenza da linea. Il via di Ravallese Piersanti per la battuta di Pacagnella, la sua battuta ricevuta da Jesi, l'attacco di Flier, il muro di Vicenza non riesce a rispedire il pallone nella metacampo di Jesi e quindi ancora il 23-23. Peccato, era una buona occasione per Vicenza, questa volta non è servito il cambio con l'ingresso di Apo Mattiolo, cambio ovviamente invertito ora che Vicenza è in fase di ricezione e torna in campo da linea, mentre Jesi sostituisce la giocatrice in battuta e manda Moira Cirioni. Allora, la battuta della neoentrata della decisione di Tirozzi, in difficoltà da linea in palleggio, Ikic va a perforare il muro, era una palla difficile, ci ha messo del suo. La giocatrice croata ci ha messo veramente del suo, palla a terra, il set point in questo terzo set. Pallone importantissimo per Vicenza. E allora seguiamo questo pallone, attenzione Ognjenović per Baum, la difesa di Gennaro, attenzione, Tirozzi dalla seconda, piazza la sua schiacciata
e Vicenza porta a casa il terzo set per 25-23 e ancora un boato del Palarevat. Paolo, che partita! Veramente una migliore partita non ci si poteva augurare per questo esordio in campionato della Minetti. Terzo set e ancora punteggio di 25-23, segnale di un equilibrio in cui pochi si aspettavano probabilmente alla vigilia. I rivestimenti di facciata eleganti e luminosi sono il nuovo volto del XXI secolo. Novello Stampaggi rinnova edifici industriali, civili e commerciali con materiali all'avanguardia resistenti nel tempo. Novello Stampaggi, esperienza e professionalità per garantire al cliente alta qualità, dalla scelta del materiale alla progettazione e lo sviluppo, fino alla messa in opera. Novello Stampaggi, il nostro successo è la vostra soddisfazione. Vicenza Più, il settimanale che aiuta il quotidiano. Ogni sabato Vicenza Più, ti aiuta ad approfondire il quotidiano. Vicenza Più Donna, Vicenza Più Aziende, Vicenza Più Sport, Vicenza Più Cultura, Vicenza Più Giovani, Vicenza Più Mode. Vicenza Più, tua ogni sabato in edicola o compresa nel prezzo di eventi cittadini. Vicenza Più approfondisce l'informazione e proietta Vicenza più avanti. Tutti i sabati in edicola e in città. Vicenza Più, più liberi di sapere. 7 per chi batte, 1 per chi riceve. Calloni, battuta tattica, De Gennaro non si lascia ingannare. Il primo tempo un po' forzato ancora da Ligna per Tirozzi in banda, non c'è tocco e quindi l'ottavo punto per Iesi e il cambio che si prospetta tra le file di Vicenza. Bisogna riprendersi in determinazione, il cambio come avevamo già annunciato, esce Tirozzi ed entra Alice Santini e il pubblico ancora che abbraccia le biancorosse di casa, la cornice di pubblico veramente molto calorosa. Ma ritorniamo al gioco. Da Ligna per la finta di Pacagnella e poi Ciucic, il tocco morbido, il contrattacco di Iesi con Negrini, il cross e ancora un tocco a muro, e il time out ancora chiamato da Mario Fangareggi. Anche qui è evidente la confusione in prima linea, Pacagnella e Ciucic che si toccano, si spostano, toccava chiaramente a Pacagnella restare al centro in posto 3, confusione che agevola ancora una volta il compito della squadra di Dragan Jesic. E la grinta di Fangareggi, la grinta, la disposizioni tattiche che sta impartendo alle proprie giocatrici, bisogna dare qualcosa in più. Adesso il parziale dice 9 Iesi, 1 Vicenza, un -8 pesante, bisogna ritornare a masticare gioco, Adesso la battuta ancora di Iesi con Calloni. Il via dato dagli arbitri, la battuta in jump morbido, la ricezione di Ikic, il primo tempo per Pacagnella, palla che rimane lì, Santini il suo primo pallone non forza, attenzione, ed è Flier a mettere a terra il 10° punto per Iesi. 10° punto per Iesi, ancora qualche difficoltà soprattutto nelle fasi d'attacco per Vicenza. Calloni, la battuta tesa, De Gennaro riceve da Ligna, l'alzata in bagger per Ciurcic, la difesa ancora di Iesi, Ognjenovic per Flier, il contenimento buono di Vicenza da Ligna per Santini, il diagonale di Santini è efficace ed efficiente, quindi il pallone a terra, ma è ancora profondo il gap, -8 per Vicenza, 2 per chi batte, 10 per chi si accinge a ricevere. Ciurcic in battuta per le biancorosse di casa, battuta tesa, riceve Rinieri, l'alzata in banda per Rinieri, ottima la difesa di Santini col bagger da Ligna e poi il tocco spinto di Santini, ma ancora Iesi, il muro, pallone ancora buono, il palleggio morbido di Rinieri da Ligna in banda per Ciucic, il muro però di Rinieri è vincente, quindi
il punto numero 11 per Vicenza e per Iesi, 2 per Vicenza. Sì, è calata anche l'efficacia in attacco di Ivana Ciurcic e a risentirne è tutta la squadra biancorossa, che nei primi 3 set aveva trovato nell'opposto servo uno dei terminali offensivi più puntuali e più efficienti. E adesso la concentrazione di Santini sulla battuta di Flier, vediamo se forzerà, è così, palla che si ferma in rete, -8 ancora. Vicenza 3, Iesi 11, la battuta di Alice Santini. Sua battuta in jump, forza, la ricezione di Rinieri, Ognjenovic, il gioco ad incrociare per Eder Baun, il attacco out. E quindi il punto per Vicenza, ero stato ingannato, 4 Vicenza, 11 Iesi, ancora Santini, la sua battuta, la giocata per Baun che stavolta piazza il pallone con buona determinazione. Raramente fallisce 2 volte di seguito l'americana, infatti 4-12 il punteggio, un errore quello precedente che Iesi comunque può permettersi in questa fase. E ancora un errore di Rinieri in battuta, dà un pochino ma veramente poco ossigeno a Vicenza e quindi Stefania Pacagnella, il capitano biancorosso, a incaricarsi della battuta, palla tesa Negrini e poi l'alzata per Rinieri, il suo diagonale, il pallone a terra, 13 Iesi, 5 Vicenza. Eder Baun che va a battere, sono adesso più tranquille chiaramente le ospiti, la sua battuta De Gennaro, o ancora un errore in ricezione, il secondo per Monica De Gennaro, la nazionale che sbaglia questo pallone. Insomma, siamo anche un po' così straniti da questo errore di De Gennaro. Ancora Eder Baun, la battuta morbida, non sbaglia questa volta, invece non è perfetta la sua ricezione, l'attacco forzato ancora di Vicenza e poi è ancora Rinieri a piazzare il pallone per la vittoria di Iesi in questa prima giornata di campionato di Findomestic Volley Cup. Peccato perché Vicenza aveva espresso anche un bel gioco e soprattutto tanta grinta, tanta determinazione fino al quarto set, un tie break da dimenticare. Sì, vittoria quindi per la Monteschiavo Iesi. Ribadiamo il punteggio di questa prima giornata: Minetti Vicenza, Monteschiavo Banca Marche Iesi 2-3, 25-23, 23-25, 25-23, 20-25, 5-15 i parziali. Va bene, allora da Gianfranco Galanti è veramente tutto, un saluto dal sottoscritto e Paolo Mutterle. Arrivederci. C'era una volta il giornale, poi è arrivato il web. C'era una volta la TV, poi è arrivato lo streaming. C'era una volta Vicenza Più, ora c'è Vicenza Più Freedom Club. E carta, web e TV vivono insieme per una comunità. Con Vicenza Più Freedom Club, l'editore sei anche tu. News, approfondimenti, libri, ebook, DVD, corsi e socialità. Entra in Vicenza Più Freedom Club come amico, partner o sostenitore. A partire da 9 euro a trimestre, aiuti il giornalismo a mollare i padroni. E il padrone delle notizie sei tu, sempre di più, con Vicenza Più Freedom Club. Quello che dovevi sapere sulla Banca Popolare di Vicenza, Vicenza Più lo ha scritto, da sempre. Acquista subito il libro Vicenza, la città sbancata su Amazon, nelle migliori librerie ed edicole o presso la nostra redazione in Viale Milano 31. A soli 12 euro, la seconda edizione arricchita di consigli su come recuperare soldi e tranquillità, disponibile anche come ebook. Per altre informazioni vai sul sito vicenzapiù.com o telefona allo 0444 142 99 15. Con Vicenza Più, nessuno ti sbanca più. Se leggi Vicenza, la città sbancata. ROI, la Fondazione De Morita.
Il marchese Giuseppe Roy la volle per il Chiericati. Zonin ci ha comprato azioni della Popolare e l'ex Cinema Corso. L'autore di Vicenza, la città sbancata, firma ora Roy, la fondazione demolita. L'ebook a 3,99 € e il libro a 12 € li trovi su shop.vicenzapiù.com e Amazon, in libreria, nelle migliori edicole e presso la nostra redazione di Viale Milano 31. Roy, la fondazione demolita. La cupola, se la conosci, la demolisci.